No, por favor. ¿Qué coño eres tú? Ahora te voy a matar. Vediamo quanto sei bravo. Scegliteli meglio i clienti un'altra volta. È morto. Non hai più niente da temere da quello. Non era il mio cliente. Era il mio uomo. Ah sì? Beh, era arrivato il momento di cambiare. Ti deve piacere molto, vero? Ah, sì, non c'è dubbio. Sì, pronto? Mia madre? E dov'è che mi aspetta? Dille che ci sarò. Scusa, Brian, non mi avevi detto che tua madre era morta? È la mia madre adottiva. Le vacanze sono finite. Devo partire immediatamente. Ma come? Se siamo appena arrivati. La mamma è sempre la mamma. Robert, Ciao, Maria. non eri in casa, così ho detto al postino di lasciare a me questo telegramma. Non ho fatto male, vero? Hai fatto benissimo, grazie. Aeroporto privato di Caracas, ore 10, firmato la mamma. Grazie, Maria. Mi auguro non siano brutte notizie. No, è soltanto una cosa di lavoro. Bene. Ciao. ¿Cómo se llama? Robert McKenna. Está bien. Bueno. Grazie.
Questa sì che è una sorpresa. Pensavo che fossi morto. No, sono piuttosto vivo. Come cavolo hai fatto a venirne fuori? Se non scappavi l'avresti visto da solo. Da una macchina da guerra come te c'era da aspettarselo. Sappiamo quello che siamo. Salve. Signor Ashley? Ci si rivede, signori. Così pare. Vogliamo andare? Le ha scattate un satellite spia in Centro America. Qui è dove il dottor Walter Bowles e la sua equipe vengono tenuti prigionieri. Bowles era stato inviato nell'America centrale per svolgere determinate ricerche sulle proprietà terapeutiche di una particolare radice. E il generale Rodriguez, il dittatore di quello Stato, ha deciso di rapire l'intero gruppo di ricercatori, avanzando allo Stato europeo che io rappresento precise richieste che dovranno essere soddisfatte entro 5 giorni. Altrimenti li ucciderà tutti. Avete solo 5 giorni per liberarli. Ecco, qui ci sono le foto di Bowles e dei suoi collaboratori. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, penso che non sorgeranno problemi. Questi sono $500.000. E altrettanti vi verranno accreditati sui vostri conti in Svizzera non appena ultimata la missione. Se qualcosa dovesse andare storto, il mio governo naturalmente negherà di essere al corrente di questa operazione, allo scopo di non creare uno spiacevole incidente internazionale. Bene, questo è tutto, signori. Partiremo entro 24 ore. Buona fortuna. Quanti uomini ci serviranno? Ne basteranno 8. Io posso trovarne 4. Penso io agli altri. Ci vediamo stasera. Bene così, bene. Guardalo, guardalo. Ok, ragazzi. Vai. Forza. Ok. Bravo. A te ora. Bene, vai. Via, subito. No. Continua così. Up. Continua così, vai. Hai rischiato di farmi prendere un colpo. Ciao, ghiaccio. Padre Ryan, Mi avevano detto che eri morto. non devi credere a tutto quello che si dice, non ti pare? Sono contento di rivederti. E io di rivedere te. Di un po' che ci fai qui? Il prete della parrocchia ha tanto bisogno di una mano.
Qualcuno dovrà pur badare a queste pecorelle e tenerle lontane dalla violenza, dalla strada e dalla droga. Mio caro, viviamo in un mondo che è un vero schifo. Ma non mi dire. E pensi che le pecorelle potranno fare a meno di te per qualche giorno? Non lo so. Se fosse per una nobile causa. Beh, una causa che vale $60.000. Che la Beata Vergine ti benedica, figliolo. Stasera al solito posto. Ehi, indio! Come te la passi? La solita merda. E tu, Ghiaccio? Si sopravvive? Sei passato qui per caso o stavi cercando me? Che ne diresti di farti un bel viaggetto in Centro America? Quando si parte, Ghiaccio? Fatti vedere stasera al solito posto. Anche Knife e Sudafrica sono qui in città. Ok, porta Poi anche loro. ci puoi contare. ¡Hey, tú! Yo te pago por trabajar, no por hablar. ¿Ah? Ustedes los indios sienten todos... todos muy bueno, muy bueno. Bravi laboratorio. Bravi laboratorio. Come siamo noi? Muy bueno, sì, sì, sì. Sì, sì. È quello che volevo Muy sentire. bueno, sì, sì, sì. A questa sera. Salve, Jack. Questo è Bronx. Era con me in Honduras. Vedo che tu hai portato tutte vecchie conoscenze. Ciao, Sudafrica. Mi ricordo l'ultima volta che ti ho visto a Pretoria. Tu e tutto il tuo branco di Africans sembravate avere una gran fretta. Ma si dà il caso che ora io abbia tutto il tempo che vuoi. Bastardo. Piantatela, basta con le stronzate. Se avete un problema andatevelo a risolvere in strada. Se restate la questione è chiusa. Chiaro? Lui è il muto. Gli hanno tagliato la lingua agli uomini del generale Rodriguez. Pare che ce l'abbia a morte con lui per questo. Quello è Serpente. Conosce la zona dell'operazione come le sue tasche. E quello è Loco. Piacere di conoscerti. Ok. Bene. Qui dentro ci troverete $30.000. E l'altra metà a operazione conclusa. Prossimo appuntamento all'aeroporto. Questo è tutto. Buonanotte, signori. Ok. Tieni.
la nostra parte, il resto è per le spese. Penso io all'equipaggiamento. Allora, ci vediamo domani. Robert. Ho cercato di salvare la pelle in quell'inferno. Anche tu l'avresti fatto. Presidente Rodriguez. Eccellenza, la prego vivamente di volermi spiegare che sta succedendo. I suoi uomini ci hanno trascinati in questo luogo senza alcuna spiegazione. I miei collaboratori sono terrorizzati. Trascinati? Terrorizzati? Professor, ma di che cosa sta parlando? Voi siete i miei ospiti. Nessuno a chi ha intenzione di farvi del male. Siete perfettamente al sicuro. E le sembra questo il modo di trattare i suoi ospiti? Devo informarla, eccellenza, che il mio governo È non... appunto il suo governo che ora mi sta... Come posso dire? Che mi sta creando qualche piccolo problema. Noi siamo semplicemente i membri di una spedizione scientifica. Immagino che lei possa risolvere le eventuali controversie di carattere politico tra il nostro governo e il suo per via diplomatica. Mi caro professor, quando succede che due culture che si trovano ad essere così diverse e così distanti tra di loro si scontrano, lei deve saper è difficile risolvere certi problemi per via diplomatica. Specie quando questi problemi sono, lei capirà, di natura economica. E lei quindi pensa che il fatto di tenerci qui come dei prigionieri possa aiutarla a risolvere i suoi problemi? Professor, lei è uno scienziato di fama mondiale. Il suo paese ha per lei una grande considerazione. Non si incontra tutti i giorni un candidato al premio Nobel. E io ho avuto la grande fortuna di trovarmene uno proprio qui, nella mia casa. Il suo illuminato governo ha tempo 5 giorni per accettare le mie richieste. Scaduto tal termine, non sarete più considerati i miei cari ospiti.
5 minuti al lancio. Sveglia! Ci vediamo fra 3 giorni. Aspetta fino al tramonto, ok? Ricevuto. Che siete? Che succede?
State fermi, tutte e due. Calma, siamo venuti a liberarvi. Dove sono le donne? Ci hanno divisi quasi subito. Credo si trovino nell'edificio qui accanto. Sei pronto? Via libera. Cerca di calmarti ora. È finito, è tutto finito. Cerca di calmarti ora. Devi cercare di calmarti. Sta tranquillo. È tutto finito ora. Posso chiederle dove ci state portando? In salvo con un po' di fortuna. Ma voi non siete militari. Fa qualche differenza? Ufficialmente vi siete liberati da soli. Problemi di politica internazionale. Ma scusi un momento, aspetti. Che cosa succederà quando il generale saprà della nostra fuga? Ci verrà a cercare. Dici che reggeranno il passo questi? Io dico di sì. Fantastico. Il nostro amico ha fatto le cose in regola. Perché? Avevi qualche dubbio per caso? Cioè, la fiducia non è mai stata il mio forte. Mia, tu sei uno di quei fiori che vanno coltivati con estrema cura perché conservino tutta la loro fragranza. Ancora non capisco il suo comportamento. Per quale motivo solo ora sono stato messo al corrente di questo? E cosa ancora più importante, perché pensa che dovrei fidarmi di lei? Perché quanto le sto offrendo, caro Presidente, è l'opportunità di creare un incidente internazionale, procurandole in tal modo quel sostegno da parte degli altri paesi di cui lei sembra avere ora particolarmente bisogno. Se io l'avessi avvertita di quanto stava accadendo prima della liberazione degli ostaggi,
lei sarebbe intervenuto, col solo risultato di ritrovarsi ora con 10 cadaveri di mercenari assolutamente inutili e senza prove della loro missione. Quanto al secondo aspetto della questione, beh, ecco, le faccio omaggio di questa mappa. Come vede è il percorso che quegli uomini faranno per raggiungere la pista d'atterraggio situata appena al di là del suo confine. Una volta catturati potrà dimostrare che lei è stato vittima di una subdola aggressione da parte di un paese che anziché ai mediatori ricorre ai mercenari. E a quel punto tutto il mondo vedrà in lei la vera vittima. Già, intendo. E qual è il suo ruolo in questa faccenda? Oh, di semplice interlocutore tra questo Stato centroamericano che lei rappresenta e un certo numero di persone, personaggi dell'alta finanza, desiderosi di appoggiarla in questa sua, chiamiamola, spiacevole disputa che la vede opporsi a una grande potenza mondiale. Il quale sarebbe, secondo lei, il motivo per cui non dovrei fidarmi di loro? Per una semplice ragione. Lei non ha altra scelta, caro Presidente. Infatti, in caso contrario, i suddetti signori saranno obbligati a far scoppiare e sostenere finanziariamente una rivolta popolare qui nel suo paese. Non so se ne sia informato, signor Presidente, ma lei non è molto amato dal suo popolo. Muoviamoci, non abbiamo tutta la giornata. Non ne sono sicura. Posso spingerla da dietro? Perché non baldiamo invece? Buon divertimento. Non ce la faccio! Su, coraggio. Aggrappati a me. Ci siamo?
Viva il presidente Rodriguez! Viva! Viva! Rodriguez! Viva! Viva il presidente! Viva il presidente! Viva! 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 Molto? No. La carico qui. Beh, cos'ha da guardare? Perché ha ucciso quei 2 soldati? Sono stato pagato per salvarvi la vita, il resto non conta. Ma loro si erano arresi. Una vita in meno. È un uomo in meno che mi insegue. Pronti a partire. Forza, ragazzi. Bastardi. Ti hanno venduto? Nessuno sapeva la strada. Ah, sì. Perché? Non lo so. Per quelli come lui basta che ci sia un tornaconto.
bastardi! Via, via! Porca puttana! Volete crepare? Mettetevi dietro al camion! Andiamo, presto! Via di lì, presto, via dal camion! Presto! Sul camion! Muovetevi! Presto, presto!
Cos'è successo? Uno dei camion è esploso. Non mi ricordo niente. Ce la fai ad alzarti? Ci provo. Su, vieni. Oddio. Mi sento male. Ora ti passa. Dobbiamo andarcene di qui. Coraggio. Mi gira la testa. Tutto così assurdo. Andiamo, muoviti. Dobbiamo andarcene di qui. E hai intenzione di lasciarla qui così, senza nemmeno seppellirla? Non ne abbiamo il tempo. Tra pochi minuti questo posto sarà pieno di soldati. Ora lei è morta. E noi siamo vivi e da soli. E che cosa facciamo adesso? Uccideranno anche noi. Ora ascoltami. Non mi serve l'aiuto di nessuno. Possiamo farcela. Tu devi soltanto venirmi dietro e tenere la bocca chiusa, è chiaro? Sì. Ripeti, è chiaro? Sì. Bene. Conosco questa zona del paese. Dovremo cambiare percorso. Abbiamo 3 giorni per arrivare all'aereo. Oh, Cristo. Oh, è una brutta ferita. Io... Non ora. Levati quel camice. Metti questo. Ora puoi camminare. Avremmo dovuto controllare. Li ho visti saltare in aria. Sono morti, ok? È quello che mi auguro per te, perché questa sarebbe la seconda volta. Esatto. Abbiamo perduto tutti e 2 gli elicotteri. La cosa ancora più grave è che 2 degli ostaggi
sono morti. Io invece li voglio vivi. Li voglio vivi! È chiaro? Sì, signore. Coronel Mendoza, a partire da questo momento dirigerà lei l'intera operazione. A quest'ora avranno probabilmente già preso una strada diversa. Ma saranno pur sempre costretti a passare attraverso questa zona se vorranno arrivare all'aeroporto. Dobbiamo proseguire finché non arriviamo al fiume. Poi andremo a nord. Lì c'è un posto dove passeremo la notte, ok? Padre Ryan ha ragione. C'è una baracca a circa 1 miglio da qui. Ok, staremo lì per stanotte. Tutti a bordo. Vado a dare un'occhiata in giro. Tu non ti muovere.
Ce la faremo a prendere quell'aereo. Mi sono trovato in situazioni peggiori. Ma non c'è proprio niente che ti faccia paura. E a te cosa fa paura? Questa situazione è una cosa che mi spaventa. Sì, va bene, va bene. Siamo vivi per il momento. Non hai risposto alla mia domanda. Perché non risparmi il fiato? Eh? Dobbiamo fare molta strada. Aspetta un attimo. Sei stanca? No. No, devo solo riprendere fiato. Su, andiamo. Ok, andiamo. C'è un imbarcadero oltre quella radura. Cercheremo di comprare una barca per risalire il fiume, ok? Ok. Ci serve una barca? Per l'aspetto io dico che vi serve piuttosto... Non mi interessano le tue considerazioni. Puoi procurarmi una barca? Segno. Tu ce l'hai il dinero? Tu mostrami la barca.
Quédate tranquila, mujer. Solo queremos el dinero. Il mio amico dice che devi startene bonita. È il dinero che vuole. ¿Y alguna otra cosa más? Oh, forse anche qualcos'altro. ¿Dónde está tu amigo? Dov'è il tuo amico? Butta via la pistola! O uccido la donna! Guarda che non scherzo! È meglio che ci muoviamo. Andiamo a dare un'occhiata. Indietro, state giù!
fiamme dell'inferno. Dio ti perdoni. Amen. Addio. Ciao, Arawa. Amigo. Aripana. 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 Ciao, Arawa. Amigo. Gracias. Gracias. Noah, Macquarie. Aripana. 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 Ora proseguiamo a piedi.
Una volta passata questa pianura, prendiamo per nord-nord-ovest. Dovremmo essere alla pista massimo fra 4 ore. Bueno. Bevi. Grazie. Perché hai scelto di fare questa vita? Non è stata una questione di scelta. Il fatto è che non avevo molte alternative. Mi dispiace. Non era curiosità. Stavo soltanto cercando di capire. Non c'è niente da capire, le cose sono come le vedi. Ma questo non è vero. A volte, anzi, è esattamente il contrario. La sosta è finita. Andiamo. Qualcosa non va. Lo sai. Mentre facevamo l'amore, io sentivo come una resistenza da parte tua. Lottavi con te stesso per impedire che intuissi quello che sei dentro. E cosa sarei, sentiamo? Non lo so. Dimmelo tu. Qualunque cosa sia, io non so essere diverso da come sono. Sopravvivere è stato lo scopo della mia vita. Sopravvivere alla violenza e all'odio che mi circondavano. Avrai avuto un po' d'amore. Amato qualcuno. No. Non me lo ricordo. Capisco.
Non cerco di giustificarmi per quello che sono. Non posso essere diverso e per quelli della mia razza non c'è mai stato posto per i sentimenti. Qual è il problema? Hai forse visto qualcosa? Pensi che sia? Te l'ho già detto. Sono morti. Andiamo. Che ti succede? Niente, C'è qualcosa che ti preoccupa? non sono affatto preoccupata. Questo non è vero. Sei teso, agitato, è evidente. Non ti avevo mai visto così prima. Non riesci a capire che è tutto molto più difficile per me ora. Ho paura adesso, ok? Ho paura per te e mi sento responsabile della tua vita. Ti sentivi responsabile anche prima? No, era una cosa diversa. Io... tu non... è che... non riesco a pensare lucidamente. Io... Vieni, dammi la mano. Siete stati puntuali. Già, è vero. Non sai la gioia che mi dà vederti. Brigati a portare questa carretta in aria. Va bene. Grazie. Grazie di cuore. Siamo pagati per questo. Brox. Quel figlio di puttana ce l'ha fatta di nuovo. Quell'uomo è immortale. Già, può darsi.
ho intenzione di crepare, ok? Ashley.